Gioiosa ed amorosa Treviso Contemporary Theatre Festival per gli amici GEA 22. Che cosa aspettarsi? 4 spettacoli, tra cui una grande produzione che coinvolgerà anche il CTT, visite guidate all'interno del teatro, restituzione di laboratori di drammaturgia, di critica, di performance in giro per la città, insomma un sacco di roba. Dall'8 al 17 luglio al Teatro Mario del Monaco torna GEA, la kermesse realizzata dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto. Sarà un momento di vivace rinascita per la città dopo la pandemia, un'occasione di aggregazione e inclusione con laboratori e processi creativi, di scrittura, performance e critica, aperti al pubblico di ogni età per generare nuove relazioni, condivisioni e comunità. Gioia, amore, matriarcato e patriarcato, i temi dell'edizione 2022 intitolata Madre in Italy, come stimoli per indagare le infinite sfaccettature dei rapporti tra il potere, il genere maschile e quello femminile. Quest'anno, tra l'altro, non ci saranno solo ospiti, ma si produrranno spettacoli insieme a dei giovani talenti. Festival che devo dire anche quest'anno porta in serbo diverse sorprese, soprattutto nomi non soltanto locali, regionali, ma nazionali, ma anche conosciuti a livello internazionale. Sarà un teatro Mario del Monaco aperto 9 giorni su 10 all'interno del festival, e quindi anche qui questo teatro che diventa sempre più parte della città. Cultura, ma anche feste. DJ set. Feste in giro per la città di Treviso. Laboratori. www.gioiosaetamorosa.it